Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, vai di Tropicus. Allora, ragazzi, io voglio fare scuola elementare, Watson. Ok. Avevamo organizzato una lettura in diretta del Tucano Birichino, il libro preferito di Miss Ananas per i bambini delle scuole elementari. Ma abbiamo scoperto che il libro non è destinato ai bambinos. Anzi, molti dicono che farebbero Una sì nave dentro un appena vecchio attraccata da marinaio. 3 nuovi immigrati. Ok. Ministro degli affari. Da qua. No. Qua come siamo messi? Ambientalisti un po' incazzati, molto bene. Editi. Affari esteri. Elogio agli States. Ok. Fatto. Elogio agli Stati Uniti. Boh. Perfetto. Qua ci sono già. Qua c'è bisogno di gente, speriamo di avere qualcuno. Educazione generale, educazione parrocchiale, educazione generale. Ok.
vuoi costruirti o no, stronzo? Perché non c'è più un cazzo di lavoro? Oh. È chiaro che la forza lavoro sull'isola non è Aumentare i sufficiente. lavoratori, istruire in In ufficio di alcuni edifici si immigrazione. lavora con un'efficienza ridottissima a causa della Ok. mancanza di lavoro. Ufficio dei trasportatori, garage, ufficio costruzioni. Oh, ma sono deficiente. Dove cazzo stai? Fabbrica, ufficio, fabbrica, distilleria. Oh, ma sono in coglioni, io. Ufficio immigrazione. Qua? Oh, perfetto. Professori e studenti. E si gode. Perché qua non vuole... Ma adesso mi stanno girando i coglioni, fioi. Non capisco perché cosa... C'è qualche problema, raga. Perché non ho più lavoro... costruttori? Un cittadino? Sono diventato criminale, no, fioi. Hola. Ok. Costruito. Bravo, novembre 53. La raccolta selezionata. Adesso si deve fare questo. Dai, invece su. Sono un attimo in un momento, ragazzi, devo costruire perché vai via. Ah, ok. Dicembre 53. Cos'è successo? Presidente, New una delle mie Titanic. petroliere, No. il New Titanic, ha colpito un iceberg nei mari tropicali. Sembra che seguire la scia di navi che trasportano ghiaccio per risparmiare sul carburante non sia una buona idea. Siamo? El diablo no está de acuerdo con la tua política de inmigración, presidente. ¿Cómo puedes un vero tropicano? Non rompere il cazzo, madonna del signore. Allora. Ok. Che sboro, non ti schei. Ciao, fioi. Si gode, raga. Si gode.
Via. Allora, editi, andiamo qua allora. L'urso è un po' incazzata. Fazioni nazionalisti, beh dai, sono ancora messo alla grande. Bene, figlio. Però adesso capire come si fa qua. Sì? Allora, vabbè, che spora si apre. Ok, finish. E anche questa è andata. Era qua, industria, fabbrica di gioielli. Ok, priorità alta. Qua ancora non c'è un cazzo di nessuno. Bene. Ok, settembre 54 ragazzi. Dai lavoratore, su, dai. Qua va tutto bene. Scuola, ci sono un po' di studenti. Ottimo. Anche qua. Qua ne abbiamo due. Dai, qua stiamo andando bene. Dai ragazzi, che siamo a 18.000 dollari, però avevo costruito tante cose. Qua non c'è ancora cazzo di nessuno. Due, dai. Anzi, tre. Vai. Perfetto. Qua come procede? Benissimo, siamo al 62%. Qua la casa, come è messa? Beh dai, non siamo messi malissimo, dai. Ok. Qua siamo al tropico, 5 nuovi immigrati. Figsboro, qua arriva immigrati a raffica. Ci sono più immigrati che gente normale. 100 ambientalisti sono incazzati perché lo stato delle legname, vabbè, beh, cioè, cazzo ti vuoi, cioè. 40.000 dollari, vai che andiamo su. Dai che il commendone sta dominando la scena, figli. Cazzo succede? Buono. Dai casetta su. Gennaio 55. E vai. Qua. I buoni cittadini. I buoni cittadini statunitensi, timorati di Dio, apprezzano la tua merce. Non so perché, e non mi interessa. So soltanto che gliene venderai ancora. Aumenta la selezione dell'assoluto fino a... Ok. Perfetto.
Stavo per mostrarti alcuni grafici, Presidente, ma sono stato derubato mentre mi dirigevo qui e i criminali hanno preso tutto. Va bene, ora sistemiamo anche quello. L'argomento di oggi è il crimine. A lei il microfono, padre Esteban. Non dovete desiderare le cose del vostro prossimo. Qualche peccatore ha rubato tutto il vino cerimoniale consacrato e durante una messa. Oh, come siamo caduti in basso. Se i ladri di vino non intendono pentirsi, dovrebbe pensarci una forza di polizia a farli pentire. Dove cazzo? Amen. Aspetta un attimo. No, abitazioni no, perché c'è la stazione di polizia. No. Turismo, stazione di lusso. Ma chiaramente no, beh, solo... No, solo governo. Facciamo stazione di... Ma non capisco perché mi dà rosso. Condizioni del terreno. Ficchiamo. Ok. Perfetto. Pace e amore, Presidente. Garage. Sono felice di vedere che non hai collegato l'edificio alla rete stradale. In tal modo la gente può camminare e godere della natura, invece di contaminarla con i loro... ...55 ragazzi. 5 anni di mandato. Ok, adesso facciamo la stazione di polizia, questa è importantissima. Così i criminali non rompono il cazzo. Dai, vai veloce, bravo. Qua arriva già gente, perfetto. Dai che il comandone... 83.000. Il comandone domina. Il comandone domina la scena. Ok, anche qua la fabbrica. Si gode, si gode, si gode. E vai. Ok, adesso vediamo se arriva la gente. Esplosione 513, buono. Andiamo piano, proprio che sennò veramente non capisco una pippa. Qua. Figliolo, ho già parlato con Dio. Oggi ho parlato Sto con vuole che firmi Dio alcune e non è cose. molto contento in questo momento. Vuole che firmi alcune cose.
distribuzione illegale di alcolici. Bello. Proviamo, dai. Vai. Perfetto. Vediamo se sono contenti. Solo gli ambientalisti come al solito spaccano il cazzo. Bene, e beh, l'URSS ce l'ha con me, ma chi se ne frega. Uno, 2 e 3. Dai ragazzi, dovete lavorare, cazzo, dovete lavorare. Andiamo anche di università, così mi tolgo dalle balle anche l'università. Allora. Ok. Istruzione, università. Ok. Priorità alta. Ta 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 ta. Non c'è ancora un cazzo di nessuno. Dicembre 55, gennaio 56, buono. Alcuni baroni colombiani hanno eserciti más però grandi del quanto nuestro bastano señor. 5 soldati. Es inaccettabile. Alcune persone richiedono pubblicamente nuove elezioni. Oh, fabbrica di gioielli. Adesso so cazzi, figlio. 63.000. Anche la fabbrichetta di gioielli. Soldi per rivoluzione. Compagno, abbiamo un il piano bueo, che fioi. permetterà di Agente Sasha. accelerare l'arrivo della rivoluzione comunista del 37%. No, io non do un cazzo ai comunisti. Non me ne fotto un cazzo. Bene, anche nell'università. Ottimo, dai, siamo messi bene, cazzo. Non me l'aspettavo, sinceramente. %81%. E che abbiamo finito. Ok. 96%, 97, oh, buono. Molto buono. Strumenti ce ne sono. Anche piano piano si comincia. Ok. Mettiamo velocità normale. Qua volevo fare ancora. Allora, istruzione, turismo, non mi ricordo mai, sono veramente un rincoglionito. Molo. Ah, vediamo qua sto cazzo di molo. Oh, fioi, era questo il problema. Sono un coglione. Oddio. Sono veramente una pippa obesa, Mamma mia, che pippa. Grazie all'utente che mi ha illuminato su questo. Qua facciamo altre robe. Mercato, posso... Vabbè, vediamo dopo il petrolio. Allora, aspetta un attimo, voglio fare ancora. Allora, fattoria. Tabacco, mettiamo un'altra. Ok. Facciamo...
E ok. Finiamo queste cose. E chiudiamo. Settembre 56. E qua devi fare veloce. 2 cittadini stati criminali. Madonna, ma sono proprio delle merde i tropicani, eh. Oh, sono contento però, me la sto cavando bene, cazzo. Prima volta che gioco. €92.000, cioè $1.000, fioi. I servizi segreti ci informano che elementi sovversivi potrebbero intraprendere azioni violente contro il nostro Polizia governo. segreta. Dovresti considerare l'istituzione di Va una bene. polizia segreta. Ok, qua gente è arrivata. Eglegissimi ascoltatori di Radio TNT, Relazioni con URSS sono lieto fredde. di comunicarvi che la Cina ha concesso il titolo di onesto partner commerciale al nostro paese compagno Tlopico e al vostro eminente leader El Presidente. Lunga vita all'amicizia tra i nostri popoli. Vaffanculo Cina. Cinesi di merda. Ehi là, vecchio mio, quella gentaglia è tornata ad assediarmi. Sai com'è? Ok, andiamo a fare papaya. Abbiamo bisogno di strutture sanitarie adeguate sulla nostra isola, compagno bene. Presidente. Vabbè ragazzi, riprendiamo. La prossima volta ci sto prendendo più un cazzo. Presidente, come sai, le elezioni a Tropico si svolgono sotto stretto controllo delle Nazioni Unite, che io rappresento. Elezioni con Abbiamo comizio. programmato... È il momento del discorso elettorale. Vediamo bene. Cari elettori, Adesso il nostro sviluppo. se riesce a vedere rispetto Viviamo alle in campagne- tempi difficili, ma la Madonna, nostra sti economia comunisti è spaccano i cresciuta coglioni. nonostante tutte le avversità. E il merito è solo vostro. Ecco. Boato, figlio. Non tutti godono dell'assistenza Sentite il sanitaria. discorso del Comendone, Questo fioi. è inutile negarlo. Tuttavia, le ragioni sono molto evidenti. Troveremo una soluzione solo quando i capitalisti smetteranno di minare i nostri sforzi. Durante i miei anni di presidenza avete sempre dimostrato la vostra gratitudine, compagneros. Però ricordate che siete voi i miei padroni, i miei datori di lavoro. Sì. Colgo questa Cosa vuoi? occasione Ho da fare. per esprimere la mia gratitudine agli ambientalisti che proteggono le meraviglie donate a Tropico da madre natura. Ok, miglioriamo. La nostra nazione ha fatto molta strada, però i nostri obiettivi sono ancora lontani. Con il piano di riforme che ho preparato per il mio prossimo mandato, avremo un'assistenza sanitaria all'altezza della nostra nazione. Boato, fioi. Boato. Per i comunisti. Con la nostra vittoria potrò completare tutte le riforme. Vai, che spara il boato, fioi. Ok. Ora cosa mi tocca fare? Senti, cosa posso fare? Cazzo.
Vabbè ragazzi, ci penso nel prossimo video perché ragazzi sono anche in ritardo, devo andare via. Il comendone è $92.000 ragazzi, si gode. Ragazzi un saluto al comendone, ciao!